Abbiamo visto che sembra essere risolta la questione super bonus, è una buona notizia? Beh, è una buona notizia, non mi è stato mai simpatico il super bonus, è andata a finire come è andata, non potevano però rimanere incagliate aziende, adesso un po' alla volta speriamo che ci sia una buona uscita per tutti. Sulla riforma fiscale, prima valutazione? È una cosa molto lunga, richiederà molto tempo, io prima di parlare vorrei vedere un po' meglio le carte e poi faremo un commento. C'è un'allerta per quanto riguarda la Tunisia, che è un paese con cui anche noi collaboriamo moltissimo. Qual è la sua posizione? La sta preoccupando la situazione? Ci sta preoccupando un po' tutti quanti questi flussi migratori, la gestione dei flussi migratori, quindi è una questione che ha fatto bene il Presidente a trattare a livello europeo, perché non possiamo risolverla con le nostre forze a livello italiano. Il quadro economico in questo Il quadro momento? economico è con difficoltà meno peggio di quello che avevamo previsto, di quello che si prevedeva qualche tempo fa. Stiamo marcando un po' il passo, ci sono alcuni settori che hanno ripreso molto bene, alcuni che si stanno rallentando, è ripresa tutto il settore metalmeccanico, se l'automotive sta andando un po' meglio. I prossimi mesi, anche in funzione poi di quello che sarà il corso dei tassi che stanno appesantendo un po' lo sviluppo delle aziende, vedremo un po' come potremo chiudere il 2023. È stato positivo secondo lei questo rialzo o crea più scompensi che... Ma crea degli scompensi, ma se gli economisti mi dicono che è necessario e utile per raffreddare l'inflazione, ben venga, non può durare per tanto e non può superare certi limiti.